Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la 26esima giornata della Serie B-Win allo stadio Euganeo si gioca uno dei match clou, il derby veneto tra Padova e Verona, un Euganeo davvero allestito a festa per l'evento che vede il Padova di Dalcanto a quota 44 punti, quinto in classifica, quarto invece il Verona di Mandorlini a quota 47. Il Padova arriva da una brutta sconfitta, quella contro il Bari al San Nicola, mentre la squadra di Mandorlini arriva dalla vittoria per 2-0 contro il Grosseto. L'arbitro della sfida è il signor Ostinelli. Al sesto minuto è subito Padova con questo tentativo su calcio di punizione da parte di Bentivoglio, a lato di poco Rafael comunque sembrava sulla traiettoria. Calcio d'angolo con il colpo di testa da parte di Schiavi all'8° minuto, pallone che però sfila sul fondo, non la tocca nessuno. Altro calcio di punizione, questa volta al 21esimo, ancora Bentivoglio devia la barriera del Verona in calcio d'angolo. Occasione enorme però per Agnello Cutolo, sbaglia tutto Mareko. Cutolo ha due occasioni, però entrambe con il destro, si vede che non è il suo piede. Al 24esimo minuto si divora Cutolo il gol che poteva essere del vantaggio. Bravo però anche Rafa a opporsi al tentativo con il destro di Cutolo. Cutolo che va questa volta con il mancino, parte una staffilata pazzesca sulla quale però si oppone in due tempi Rafael, che poi va in presa. Bella però l'azione del Verona al 39esimo minuto con questo tentativo da parte di Ferrari, che trova però l'opposizione dei giocatori del Padova. Primo tempo che termina sullo 0-0. Si riparte nella ripresa con il fischio di Ostinelli ed è ancora Padova a farsi vedere in avanti. Arriva il pallone sul sinistro di Franco, prova il tiro e poi c'è la deviazione che stava per beffare il portiere Rafael da parte di Maietta. Conseguente corner battuto da Marcolini e Schiavi ancora a svettare nell'area veronese. Pallone però che sfila a lato per il disappunto da parte di Dalcanto. Ci prova allora il Verona a salire in cattedra con questo tentativo da fuori da parte di Mareko al 10° della ripresa. Ora Cacia che è entrato al posto di Allenius, se ne va sulla destra, pallone sul secondo palo, prova il sinistro al volo Cutolo, lui è capace di queste cose, questa volta finisce alto sopra la traversa. Ancora il Verona, il tiro calciato da Russo sulla sponda di Ferrari, troppo debole, finisce a lato. Ci prova Scaglia, pallone dentro, Portin non respinge, allora il destro di Bjelanovic appena entrato al posto di Ferrari. Calcio d'angolo ancora per il Verona e la traversa di Taxidis al 30° della ripresa. Il numero 77 trova la traversa su corner. Poi ancora un tentativo da parte del Verona con questo tiro da parte di Jorginho che termina a lato. Buona occasione però per la squadra di Mandorlini nella ripresa. Ora Cutolo vede l'arrivo da parte di Bentivoglio che scarica il destro alto sopra la traversa. Occasionissima però per Bentivoglio al 41esimo minuto. Nel finale c'è ancora tempo per un brivido nell'area del Padova con questo pallone poi allontanato. Si dispera nell'occasione Mandorlini. Finale che poi arriva con il triplice fischio di Ostinelli dopo appena 2 minuti di recupero. Derby veneto che termina 0-0, un punto importante per entrambe le squadre, sia per il Padova che va a 45 punti, sia per il Verona che di punti ne ha 48 anche in vista playoff.